Amici, in queste feste di Natale vi siete riposati o vi siete stancati? Noi siamo in forma più che mai e come potremmo non essere in un posto così meraviglioso, colorato, pieno di vita. Ica, buongiorno. Buongiorno a tutti. Oggi sei anche in sintonia col trucco, è tutta verde, lei è sempre verde sta donna. Allora, la volta scorsa vi abbiamo dato dei consigli su come imbandire e arricchire le vostre tavole personalizzandole. Oggi continuiamo a darvi dei consigli. Il primo è questo: a Natale si regalano le stelle di Natale. Puntualmente la stella di Natale dopo un po' si affloscia, si secca, si butta via. Basta. È vero, da Natale a Santo Stefano si usa dire così. Non buttiamola in questo periodo di crisi che bisogna risparmiare. Oggi vi insegniamo come conservarla in modo che l'anno prossimo la possiate riutilizzare e non la comprate più. Sto sbagliando, sto esagerando. No, non stai esagerando. Come si fa? Sono due semplici mosse. La possiamo tenere ancora per un po' in appartamento, in un ambiente mite, né troppo caldo né troppo freddo, perché altrimenti ne risente. Sino alla primavera, poi magari in primavera la possiamo tenere fuori nel nostro giardino, in un angolo riparato dal vento e in ombra. Ma scusa, ma com'è che io non ho una casa fredda, però si secca? Cioè veramente mi fa da Natale a Santo Stefano. Molte volte sono proprio gli sbalzi di temperatura che abbiamo noi nelle nostre case. Quindi attenzione agli sbalzi di temperatura e la vostra stella di Natale durerà fino all'anno prossimo, non c'è bisogno di buttarla. Ma ora io veramente oggi voglio darvi delle cose particolari che non avete mai visto. Allora, si avvicina alla Befana, le nostre tavole ancora sono allegre, colorate, arricchiamole, personalizziamole, risparmiando. La vedete questa scoppettina? Noi adesso vi insegniamo a fare i segnaposto per la Befana e per le feste in generale con 2 euro. Sì. Questa è una scoppettina, sono tutti i materiali che trovano qua. Sì, trovano tutto all'interno della nostra fioreria. Anche perché è fatta in modo naturale, cioè è un pezzettino di legno con un po' di paglia, ramettini secchi, insomma. È tutto molto naturale, molto economico ma molto particolare. Allora, cosa ci serve per fare i segnaposto? Allora, per fare i segnaposto ci servono della cannella, del vischio, dell'agrifoglio, dei rami di abete, e poi ci servono dei nastrini dorati, argentati. Certo, per arricchire. E poi dei gadget che ne trovate di tanti tipi da noi. Sì, anche perché poi possiamo variare, ognuno col suo gusto, ognuno con i suoi colori preferiti. Il concetto però è questo, dei bei segnaposto. Da cosa vuoi cominciare, Ica? Allora, per fare il nostro segnaposto per il cenone di Capodanno iniziamo da della cannella. Cannella? Sì, cannella. Cioè, è cannella. Cioè poi ce lo mangiamo anche il segnaposto? No, adesso non esagerare. No. Questo è per decorazione. Ah, ok, non si può mangiare. Sempre le mie stupidaggini, dico io. Allora, sì, abbiamo preso qualche ramoscello di cannella e li abbiamo legati con un nastrino in raso, semplicemente. Poi prendiamo del vischio. Sai la storia del vischio, sì? La storia del vischio, cioè? Allora, si dice che se si trova una ragazza sotto il vischio bisogna baciarla, altrimenti non si sposa entro l'anno. Ma vai, veramente? Si dice così? È vero. Allora vado alla ricerca di un po' di vischio adesso che è poi in giro, no? Adesso che periodo, come ne vedo una sotto il vischio, tac. Allora dai, a parte gli scherzi, tagliamo un po' di verde in sostanza. Vischio, abbondiamo col vischio che è simbolo di fortuna, di protezione. Oh, così dai, per il nostro cenone di Capodanno stiamo già portandoci fortuna da soli. Un po' di agrifoglio. Un po' di agrifoglio. Poi tagliamo dei piccoli pezzetti di abete. Allora, l'abete è molto importante perché l'abete è segno di prosperità, ma non solo, essendo una pianta sempreverde, sta ad indicare proprio la vita che non muore mai, che si riproduce, quindi ha una valenza magica, è importante che ci sia a Capodanno nelle nostre tavole, come segno benaugurante, insomma. Come l'agrifoglio, che è simbolo di... Quindi tutta fortuna, colore e fortuna nelle nostre tavole. Guarda, mettiamo semplicemente abete, vischio e agrifoglio, le leghiamo insieme. E a questo punto, guardate, con pochissime mosse e pochissimi euro
guardate che bel segnaposto che voi potete personalizzare, ognuno poi può metterci un po' quello che vuole. Può metterci il cartoncino col nome, perché ecco, anche col nome, molto carino, o con delle frasi benauguranti, significative, che porteranno fortuna. Bello, una bella idea veramente a poco prezzo. Per la Befana invece il concetto è lo stesso. Per fare un regalo spiritoso alle nostre amiche, magari, che ne so, da abbinare alla calza piena di carbone. Bello, 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 bello. Prendiamo una delle nostre scoppette, qui abbiamo dei gadget, vedi, dei gadget natalizi con le meline, delle roselline. Non facciamo altro che legare come abbiamo fatto per il segnaposto, aggiungendo sempre del vischio, qualche rametto di vischio e qualche rametto di agrifoglio e dell'abete. Che bello, le stesse mosse di prima, abbiamo un prodotto diverso. E con 2 mosse abbiamo fatto anche un bel regalo per la Befana originale. Invece di comprare le cose sempre quelle, sempre già pronte, qua come vedete potete inventarvi una cosa vostra. Saranno anche contenti i vostri bambini che riceveranno una cosa oltre che spiritosa e simpatica. Beh sì. Quindi, grazie a Floor Garden, è vero, un po' di carbone ce l'avremo tutti nelle nostre calze, perché insomma, qualche bruttazione. Sarà nel mio. Nel tuo? È vero, c'è la faccia malandrina, anche nel mio, però almeno abbiamo risparmiato, abbiamo fatto una cosa originale e non abbiamo influito negativamente sul nostro budget, ma ci siamo anche divertiti. Anche perché questi sono i meccanismi che fanno stare insieme le nostre famiglie. Io me lo ricordo tanti anni fa, quando mia madre mi faceva fare queste cose. Mi divertivo, lei risparmiava, le nostre tavole erano colorate, ma stavamo insieme. Oggi invece si comprano le cose già fatte. E dove si passa il tempo? Nei supermercati, nelle città mercato. No, stiamo tra di noi in famiglia, soprattutto in queste feste. Da Floor Garden è tutto, alla prossima puntata, al prossimo consiglio. Buon anno a tutti!